Telecamera lì. Vedi, microfoni aperti, tutta l'Italia. 3:15 del pomeriggio per questo 23 giugno 2025. I Feel Good è il programma che state ascoltando con il Frankie Gada e Nicky Garzilli. C'è gente che sta guardando la televisione e dice: ma sono in tre. Come mai? Prima di presentarlo facciamo una cosa, lo facciamo alzare? Sì, perché non sta nell'inquadratura, hai capito? Sì, sono fuori squadra. Sì, inquadratura, ecco. troppo. Quanto sei alto? Quanto sei? 1,93 e mezzo. 1,93 e mezzo. Quindi abbiamo scavato una buca. A voglia! E allora presentiamo il nostro ospite di oggi, un amico che è venuto a trovarci, Mattia Boschelli, direttore della Federalberghi Garda Veneto. Buon Grazie pomeriggio, a voi per Mattia. l'invito, grazie. Come stai? Stai bene? Sto molto bene. Sei un amico, è da anni ormai che ci conosciamo e fai parte della family di I Feel Good. Federalberghi con delle iniziative mica male, devo dire, per quanto concerne proprio il lago di Garda, la zona che voi curate. Io a mia disposizione e Frankie a sua disposizione abbiamo due importanti servizi. Il mio... Perché tu mi hai chiesto Certo, vieni, mettiti là. cosa ti sei inventato questa volta. Esatto, perché sei una persona che va non a 360 gradi, ma 720, voglio dire, fai 2 volte Per il giro. 2, sì. Che cosa si è inventato quest'anno la Federalberghi Garda Veneto? Allora guarda Miki, noi siamo sempre più orientati a migliorare la qualità del soggiorno dell'ospite. Noi siamo l'unione di tutti gli hotel del Lago di Garda Veneto, 430 strutture associate, e ci preoccupiamo dei servizi quando il turista ha bisogno. Quindi con l'ospedale Pederzoli abbiamo dato il via ad una... Diciamolo a Peschiera del Garda. A Peschiera del Garda, esatto. corretto, che è il più importante presidio ospedaliero di tutta la nostra zona. Abbiamo rinnovato una collaborazione per dare la possibilità a tutti di vedere in real time le persone in attesa al pronto soccorso per ogni codice. Allora facciamo un esempio, io sono qua in vacanza, ho un problema, devo avere soccorso, comunque devo andare in ospedale, al Certo. pronto soccorso, avere un servizio sanitario, trovo un QR code, dove lo trovo il QR code? Per esempio, questo si trova. Cos'è, una presentazione? alla Questa fine? è una brochure che abbiamo distribuito a tutti i nostri hotel associati e a tutti gli ecco. infopoint del nostro territorio, che hanno apprezzato moltissimo, perché così possono seguire il cliente chiaro. Chi ha l'emergenza viene subito attivata la rete collegata. Così invece per gestire quelle piccole situazioni che Quelle capitano, meno gravi, dai. quelle meno gravi, no? Esatto. Una scottatura, un mal di pancia, la febbre, voglio Certo. tornare a casa, cioè non lo so, così sappiamo quante persone ci sono in attesa e vero. questo ci permette di gestire il bisogno sul territorio, perché ci sono dei comuni, ad esempio Bardolino e la Zise, che hanno attivato un servizio di guardia medica turistica dalle 9 alle 12, dalle 14 alle 17. Quindi anziché fare ore e ore di coda e creare un po' di disservizio in generale a pronto soccorso, Certo. le gestiamo meglio sul territorio e il turista è molto più contento perché non perde tempo, non deve fare coda, eccetera, eccetera. Allora io vorrei che tutta l'Italia senta questo messaggio, questa iniziativa della Federalberghi Garda Veneto, perché è ottima, perché comunque le località turistiche ricordiamo che si distinguono dai servizi. È quello lì. Senza dubbio, sempre di più, sai, poi noi essendo una destinazione turistica matura dobbiamo concentrarci su questo e ti dirò di più, siamo anche orientati ad un turismo sanitario, cioè mantenere la continuità delle prestazioni delle cure del turista, quindi il turista che viene qua deve poter sapere che c'è un presidio ospedaliero attivato se ha bisogno delle sue cure che fa normalmente a casa. Assolutamente, ci sono 430 strutture affiliate alla vostra associazione e voi avete istituito anche una guida molto importante alla balneazione sul lago di Garda. Uno diceva, vabbè, parleranno delle spiagge dove si fa il bagno, invece no, è molto di più. Questa è una guida ben precisa, in più lingue, che serve a descrivere a chi viene in vacanza sul lago di Garda quelle che sono le cose a cui deve stare attento, anche a come ci si deve vestire. Si sente parlare ultimamente anche del decoro, insomma c'è una situazione importante. Allora guarda, abbiamo pensato a questa guida affinché possa essere utile, quindi noi siamo a dei consigli che abbiamo trovato dai nostri contatti più stretti per quanto riguarda il prima del bagno, il durante il bagno e il post, ad esempio l'abbigliamento, l'idratazione, la segnaletica, l'immersione, lo sforzo, l'ombra, cioè tutte cose che sembrano banali,
ma anche qua poterle divulgare all'ospite in un territorio come il lago di Garda, in un lago particolare come è anche il nostro, è di valore in italiano, in inglese e in tedesco. Abbiamo anche pensato ad una comunità che è quella srilankese, che è sempre di più presente, quindi guida anche in srilankese. Esatto, perché dove c'è tanto turismo possono verificarsi anche tanti incidenti, perché insomma è una cosa normale, però sapere anche come affrontare la spiaggia è sempre una cosa utile e che rende il turista consapevole. Ma guarda, noi diciamo sempre, no, che bisogna essere consapevoli per conoscere le cose, per saperle comunicare, per saperle affrontare. Questo per noi oggi il servizio che il Lago di Garda deve dare. Ok. Allora, noi ti ringraziamo perché abbiamo dato tutto ciò che è informazione ed è un servizio importante. Ricordiamo che la Federalberghi Garda Veneto offre e dove l'Italia dovrebbe prendere spunto in generale. Luca, ti faccio veramente i complimenti. Mattia Boschelli, direttore. Questo qua è un uomo che il cervello lo fa andare. E non so, anche l'altezza ti devi fermare però. Sì, ora basta, promesso. Allora, noi ti aspettiamo per la prossima idea, per la prossima iniziativa. Complimenti, veramente. Grazie a voi. Si può andare su un sito per chiusura? Si può andare sul sito dove trovate tutto, www.federalberghigardaveneto.it. Mattia Boschelli, grazie per la tua presenza. Alla prossima e buona estate. Grazie, buon lavoro a tutti voi.